Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. La vita sboccia in mare a Lampedusa. Una migrante eritrea ha partorito poco prima che il barchino sul quale viaggiava venisse soccorso dai militari della Capitaneria di Porto. Il giorno prima l'isola aveva accolto 7 cadaveri. Palermo, tutti in fila per trovare un lavoro. Al centro per l'impiego del capoluogo tanti disoccupati che esprimono preoccupazione e disagio. Solo paghe misere e in nero. Sfiduciati i quasi sessantenni. La droga gela arrivava da Catania e dalla Calabria. Sgominato gruppo che gestiva il traffico di stupefacenti nel comune nisseno. 9 gli arresti. Metropolitana ferma e autobus vuoti. Oggi sciopero di 8 ore del trasporto pubblico. Disagi per i passeggeri anche a Catania, complicati dalla pioggia mattutina. Crisi idrica, ad Agrigento nulla è cambiato dopo la pioggia e la protesta davanti al comune si estende. Intanto Coldiretti denuncia lo spreco d'acqua in Sicilia con enormi danni alle colture. Col fiato sospeso per Totò Schillaci, da sabato sera ricoverato in gravi condizioni al civico di Palermo, l'eroe di Italia 90. E poi il calcio in Serie C, il Catania si gode il primato in classifica, ma pensa già al big match col Picerno di sabato al Massimino, vittorie importanti per Messina e Trapani. Bentrovati, un vagito in mezzo al mare racconta la vita contro la morte a Lampedusa. Una donna eritrea ha partorito poco prima che il barchino sul quale viaggiava venisse soccorso dai militari della Capitaneria di Porto. Il giorno prima l'isola aveva accolto 7 cadaveri. Roberta Lunghi. La vita che sboccia in mare aperto, su un barchino salpato dalla Libia, carico di speranza. Un vagito in mezzo al mare che fa da contraltare i 7 cadaveri recuperati ieri dalla Guardia Costiera dopo l'ultimo naufragio. Ha avuto fretta di nascere la piccola eritrea e non ha atteso nemmeno che la sua mamma, alla sua seconda gravidanza, toccasse terra a Lampedusa dopo il soccorso prestato al barchino sul quale viaggiava dai militari della motovedetta CP327. Da Molo Favarolo sono state subito condotte al poliambulatorio dell'isola gestito dall'ASP di Palermo e poi trasferite dagli operatori del servizio 118 in elisoccorso in ospedale per il normale decorso post-partum. La bimba pesa oltre 3 kg e gode di buona salute, così come la sua mamma. Entrambe facevano parte del gruppo di 29 migranti salvati, fra cui 3 donne e un minore, tra sedicenti egiziani, eritrei, siriani e sudanesi. L'attività di soccorso della Guardia Costiera è continuata incessante, altri 122 migranti sono giunti a Lampedusa da 3 differenti salvataggi. Tutti sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove gli ospiti presenti sono saliti a 230. Dall'inizio del 2024 fino al 7 settembre sono stati 449 i morti e 667 i dispersi nella rotta del Mediterraneo centrale. Lo rende noto l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Palermo, sin dalle prime ore del mattino in fila alla ricerca di un lavoro. Al centro per l'impiego del capoluogo tantissima la gente in coda. Qui non c'è futuro, dicono i disoccupati. Marco Gullà. Tutti in fila per un lavoro. Palermo, centro per l'impiego, uomini e donne in fila anche per svariate ore alla ricerca di un lavoro che molti dicono in città non c'è. C'è solo sfruttamento, ci dice un 45enne disoccupato in fila da stamattina alle 6. Lavoro che ha perso Giovanni, 60 anni, una vita nel mondo della grande distribuzione e ora alla ricerca di un impiego. L'unico spazio di lavoro è lavorare in nero, non c'è alternativa. Paghe misere, però c'è questo, il nero, non c'è nessuna opportunità per un sessantenne riuscire a trovare un lavoro messo in regola, con i tuoi diritti. Senti, è un problema quindi la tua età, in questo momento è un ostacolo ovviamente? È molto problematico l'età, perché naturalmente, e io capisco anche i datori di lavoro, non è che prendono a quella a 53 anni e lasciano ragazza a 20 anni. Anche che quello. Non l'hanno mai detto, ovviamente non ti prendiamo per l'età.
Sì, diverse volte, sì. La Sicilia per i siciliani, un'associazione nata proprio per aiutare disoccupati ed ex percettori del reddito di cittadinanza. La nostra associazione si occupa a 360 gradi su tutti i problemi e le problematiche che esistono sul territorio siciliano e non solo palermitano, ma soprattutto stiamo a dare supporto e sostegno a questa gente che viene abbandonata continuamente dalle istituzioni. Io non ho futuro. Sinceramente io ho perso di sognare, perché mi hanno detto a me non sognare più, perché tu non devi sognare, devi solo pensare a zappare, a guadagnarti quei 10 euro al giorno, a guadagnare i 20 euro al giorno, a umiliarti per avere i soldi in tasca. Io futuro non ne ho. E un operaio è rimasto gravemente ferito per il cedimento di un ponteggio in un cantiere di via Ugo La Malfa a Palermo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti i tecnici dell'ASP e gli agenti della polizia che indagano sull'accaduto. È stato trasmesso a Marsala per competenza territoriale il processo a carico dell'ex consigliere comunale di Mazara del Vallo Giorgio Randazzo, finito ai domiciliari con l'accusa di ricettazione per aver cercato di vendere fotografie e documenti riservati sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Sempre a Marsala è in corso, dopo il rinvio a giudizio, il processo al presunto complice, il carabiniere Luigi Pirollo, accedendo illegalmente al server dell'Arma, avrebbe trafugato 786 file riservati con informazioni sulle indagini sul capomafia. Pirollo ha chiesto la messa alla prova, istituto che in caso di esito positivo estingue il reato. Maria Mattarella, 62 anni, avvocato, segretaria generale della Regione Siciliana, figlia dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 e morta oggi a Palermo. La nipote del presidente della Repubblica lascia 2 figli, lottava da tempo contro una malattia incurabile. 3 i tunisini fermati a Santa Croce Camerina nel Ragusano dopo la rissa con omicidio di sabato sera. È il risultato di una rapida e complessa attività di indagine da parte dei carabinieri. Veronica Barbarino. Sottoposti a fermo in carcere 3 cittadini di origine tunisina per la morte del connazionale 21enne Mohamed Anver Debik, assassinato sabato sera al culmine di una violenta rissa nella zona centrale di Santa Croce Camerina. All'origine della lite tra i 2 gruppi di tunisini forse la spartizione del territorio per la raccolta illecita delle plastiche e delle serre dismesse. Fermati quindi 2 fratelli di 22 e 25 anni e un terzo soggetto 28enne. L'acquisizione di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze e i rilievi tecnici hanno permesso ai carabinieri di ricostruire in tempi brevissimi la dinamica e lo sviluppo del tragico episodio delittuoso. Da quanto finora emerso, la giovane vittima, raggiunta da un fendente al petto nel corso della rissa e deceduta pochi secondi dopo, avrebbe avuto una colluttazione con i 2 fratelli fermati, a loro volta successivamente aggrediti dal 28enne. Un 36enne infine è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa per delle ferite alla testa e collo guaribili in 10 giorni. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti. Più d'uno ha protestato e lasciato commenti al vetriolo sui social, chiedendo maggiori controlli per evitare il ripetersi di episodi simili. Gela, arrestati 9 componenti di un'organizzazione criminale che gestiva il traffico di droga in città. La banda si approvvigionava degli stupefacenti in Calabria e a Catania e li metteva in commercio nelle piazze di spaccio di Gela. GR Italia. La base era all'interno di una rivendita di caffè di proprietà di uno degli indagati, mentre un altro metteva a disposizione le auto del proprio autonoleggio per trasportare cocaina, hashish e marijuana dalla Calabria fino a Gela. Una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico e alle vendite al dettaglio di stupefacenti, con base in città, che oggi è stata stroncata alle prime luci dell'alba da un'operazione dei carabinieri. 14 le persone, tutte italiane, alle quali sono state applicate le misure cautelari. 9 sono in carcere, 1 gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e 4 indagati sottoposti a obbligo di presentazione
argomentazione. Uno tuttora irreperibile e attivamente ricercato. Sono tutti indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'organizzazione si approvvigionava in Calabria e a Catania e metteva in commercio la droga nelle piazze di spaccio di Gela. Tra loro anche un uomo già colpito da ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa. Il soggetto vicino al clan Emanuello di Gela avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella gestione dei traffici dell'attività dell'associazione, i cui profitti sono stati quantificati in circa 40.000 euro a settimana. Le attività investigative hanno inoltre consentito di individuare alcuni nascondigli per l'occultamento delle sostanze stupefacenti, in uno dei quali sono stati di recente rinvenuti circa 500 grammi di cocaina. Il pubblico ministero di Agrigento ha chiesto 9 anni e 4 mesi di reclusione per Silvana Sfortuna di Palma di Montechiaro, accusata di aver sfigurato con l'acido il marito, simulando poi un'aggressione ai suoi danni e facendolo arrestare ingiustamente. E cambiamo argomento, metropolitana ferma e autobus vuoti. Oggi sciopero di 8 ore del trasporto pubblico, disagi per i passeggeri anche a Catania, complicati pure dalla pioggia mattutina. Qualcuno arriva alla fermata spaesato e non informato prima di tornare indietro per cercare alternative. Luca Ciliberti. Deve prendere la metro? Sì, urgentemente. Ma oggi c'è sciopero, è chiuso? No, non ci posso credere, veramente. Giornata di passione per i viaggiatori che utilizzano il trasporto pubblico locale. Oggi 8 ore di sciopero durante l'intera giornata indette dai sindacati, quindi stop al servizio di metropolitana, tram e autobus in tutte le città. Sapevate che c'era lo sciopero? No, non lo sapevamo. Quindi siete rimasti a piedi? Siamo rimasti a piedi. E adesso? Prendiamo la macchina. Ti premura? Sì, parecchio. Ma sai che non c'è il treno, c'è sciopero oggi? Beh, allora non sono più di premura, andrò a piedi. Non lo sapeva che c'era lo sciopero? No, non l'avevo sentito. Sta cercando il biglietto, l'abbonamento? Sì, no, sto cercando il portafoglio per fare il biglietto. Ma oggi c'è sciopero però, non lo sa? No, non lo sapevo. Quindi non ci sono i treni? Ah, quindi non c'è metro? Bella fregatura. Non c'è il treno, c'è lo sciopero. Sto scherzando? Vediamo, qualche cosa invento. Lo sciopero è iniziato quasi dappertutto alle 8:30, sono state previste alcune fasce di garanzie per limitare i disagi, i servizi sono stati assicurati soprattutto nelle prime ore del mattino. Ecco, vedete, qui siamo alla stazione Stesicoro della metropolitana di Catania, il treno fermo sui binari, ovviamente chiuso, in attesa che termini lo sciopero per poi ripartire e riprendere il servizio. Scendono parecchie persone non sapendo ci fosse sciopero e rimanendo qui al centro di Catania senza poter tornare a casa. Una delle principali ragioni della protesta è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori, scaduto lo scorso 31 dicembre e motivo degli scioperi precedenti, soprattutto quello di 4 ore indetto lo scorso 18 luglio. Quindi proprio non c'è. Ha visto che non era una fake news? Veramente. Agrigento, quartiere di Fontanelle, gli abitanti sono senza acqua da settimane e hanno aderito alla protesta davanti al comune. La Coldiretti denuncia intanto lo spreco d'acqua in Sicilia con enormi danni alle colture. Davide Sardo. Dopo tanti mesi di precipitazioni a zero è piovuto solo un paio d'ore al mattino di oggi ad Agrigento, poi nuovamente caldo e cielo azzurro, come prima, del tutto insufficiente a invertire la tendenza di una crisi idrica che si aggrava e preoccupa ancora di più. Le istituzioni locali e regionali, in particolare il Comune di Agrigento e la Regione siciliana, hanno trascorso i 3 mesi estivi, da giugno ad agosto, ad elencare possibili interventi a rimedio, ma nel concreto non è stato finora compiuto nulla di rilevante. Nel frattempo la protesta dei cittadini non si placa, a manifestare sono anche gli abitanti del popoloso quartiere di Fontanelle, circa 12.000, senza acqua da settimane. Da 60 giorni non abbiamo acqua, 60 giorni, e non è più possibile lasciare abbandonata una comunità di 12.000 abitanti. Stiamo parlando di una frazione che in realtà è un vero e proprio comune. Non abbiamo avuto vicinanza da parte di nessuno, né dell'amministrazione comunale né da parte di AICA. Manca l'acqua, sì, e ogni 15 giorni, e poi anche quando viene non è detto che ci sale l'acqua, quindi siamo disperati. Noi siamo 5, perché tra parentesi io ho pure mia mamma che sta a casa con noi, giustamente anziana. Io non mi vergogno
che ho chiuso lo scarico dell'acqua e riempiamo la vasca come tempo di 20 anni fa. Per la Coldiretti l'acqua viene sprecata con enormi danni a tutte le colture. Piove e c'è siccità, non piove e c'è siccità. Solo in Sicilia l'acqua viene sprecata in modo così vergognoso, denuncia la Coldiretti siciliana, che auspica un intervento immediato del nuovo assessore regionale. Stazionarie le condizioni di Totò Schillaci, mondo del calcio e non solo in apprensione. L'eroe di Italia 90 ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo lotta da anni contro il cancro. Sui social tanti post per lui. Forza Totò. Marco Gullà. Forza Totò è il messaggio che sportivi, calciatori e amici di Totò Schillaci hanno postato sulle loro bacheche social per un gesto di vicinanza al Inter e simbolo dell'Italia durante le notti magiche del mondiale casalingo del 1990, di cui fu capocannoniere. A causa di un peggioramento della malattia con cui ha già fatto i conti in passato, infatti il 59enne siciliano è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo. Un messaggio speciale arriva anche dall'ex compagno di Totò, Roberto Baggio. Fai un'altra magia, scrivono sui social i tifosi del centravanti e noi alla lunga lista di messaggi. Forza Totò, non mollare. A Cimina, nel Palermitano, una mostra per immagini sulla realizzazione del film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Cimina è la trasposizione della Donna Fugata del romanzo di Tomasi di Lampedusa, un riconoscimento a Tuccio Musumeci durante la serata di apertura. Orazio Longo. La famiglia Salina durante il Te Deum nella chiesa madre, la bella Angelica, Claudia Cardinale, il 7 in piazza Matrice, Don Fabrizio, Bart Lancaster e Tancredi, Alain Delon, in un momento di pausa durante la lavorazione del film. 12 pannelli per raccontare Il Gattopardo di Luchino Visconti a Ciminna, al Polo Museale, in una mostra realizzata dall'Associazione BC Sicilia e dal Centro Studi La Donna Fugata del Gattopardo. L'esposizione completa offre al visitatore oltre 300 immagini che raccontano la costruzione, negli anni 60, di Ciminna trasformata da Visconti nella Donna Fugata del celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa. I pannelli, seguendo un itinerario cronologico che inizia dai primi sopralluoghi di Goffredo Lombardo, contengono i fuoriscena e i backstage con le immagini provenienti dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove si scorge il regista Luchino Visconti spiegare a Bart Lancaster come aggredire Ciccio Tumeo, lo stesso Visconti che spruzza sul viso di Rina Morelli, nelle vesti della principessa Maria Esterna Salina, moglie di Don Fabrizio, del Borotalco, per far apparire ancora più realistico il lungo viaggio in carrozza. Durante la serata della 6ª edizione del premio, riconoscimento all'attore Tuccio Musumeci. Concerti di musica barocca, degustazioni di cibi del tempo rivisitati e la suggestiva location di Cava Gonfalone. È il festival del barocco in tutti i sensi che si è tenuto a Ragusa e che ha celebrato nella sua 3ª edizione la spiritualità e la debolezza della figura maschile. Veronica Barbarino. Musica barocca proposta da artisti prestigiosi a livello internazionale, cibo del tempo e suggestivi spettacoli nel cuore della terra. È stato il Festival Barocco in tutti i sensi all'interno di Cava Gonfalone a Ragusa. Un percorso di esperienze diviso in 3 serate che ha coinvolto tutti i sensi attorno al tema della figura maschile in ogni sua declinazione, dalla spiritualità alla umana debolezza. Questo è un progetto che vuole esplorare attraverso il richiamo della musica tipica barocca che ci riguarda parecchio tutti gli altri sensi, e questo lo abbiamo fatto attraverso il cibo, per esempio portando nei piatti il riso cotto con le pesche e il caffè. Lo abbiamo fatto scegliendo un luogo di Ragusa veramente straordinario, unico al mondo, che sono le latorie di Cava Gonfalone. Scenografia degli eventi, la tela dipinta dall'arte emotiva di Giovanni Robustelli, narratore dei sentimenti ispiratigli dalla performance musicale della prima serata. Ho deciso di rappresentare questo San Giorgio disarmato e che quindi non ha bisogno di armi per lottare contro qualcuno che sta all'esterno da se stesso, ma contro se stesso. Tant'è vero che a un certo punto il drago si confonde con il cavallo e con la sua figura.
quindi come a lottare con le sue stesse ombre, con le sue stesse paure. Un'atmosfera intima ha abbracciato il pubblico presente, che a conclusione di ogni spettacolo, per il senso del gusto, ha potuto assaggiare i piatti della tradizione barocca rivisitati in chiave moderna. E adesso una breve pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, il Catania in testa alla classifica di C e in vista del big match col Picerno di sabato si gode i suoi protagonisti. Qualcuno come Inglese e Sturaro insegue anche alcune rivincite. Marco Carli. Facce da Catania, del nuovo Catania, che corroborato dai risultati ha fatto gruppo. Ne abbiamo scelte 3. Toscano, per esempio. Lo si diceva da tempo che sarebbe stato il valore aggiunto. I numeri non dicono tutto, ma soprattutto nello sport non mentono. Le promozioni e le vittorie dei campionati vogliono dire di certo qualcosa, ma poi c'è il resto. C'è una squadra che lo segue, ci sono le verticalizzazioni che mancavano, c'è il gruppo, appunto, e la mentalità, quella che continua a citare nelle sue interviste. A proposito di mentalità e di convinzione, bisogna averle ben radicate in se stessi, come ha dimostrato Inglese. Dopo una stagione composta da 8 mesi a casa e 3 in una squadra che non ti valorizza, non è facile. Ci vuole volontà per continuare ad allenarsi, aiutato dal fisico, non sarà al 100%, ma l'inattività sembra lontana. Ci vorrà ancora del tempo, ma la scommessa di Faggiano ha i numeri dalla sua, la carriera non mente, nel caso di Inglese parla da sola. Il gol di Biella potrebbe nel tempo essere anche valutato come l'inizio della rinascita. Ma se c'è un volto che scegliamo per rappresentare il nuovo Catania è quello di Sturaro. La sua trasformazione è la stessa della squadra, in difficoltà l'anno scorso, in grande spolvero nell'avvio di questa stagione. Basta guardarlo quando urla per incoraggiare i compagni. Le stagioni partono dalle scelte giuste e il club rossazzurro con Toscano, Inglese e Sturaro ha fatto delle scelte. Il tempo dirà tutto, ma le premesse lasciano ben sperare. Sabato sarà sfida al vertice col Picerno, un altro banco di prova per costruire una stagione vincente. Vittorie pesanti nel terzo turno del campionato di Serie C per Messina e Trapani, che hanno battuto rispettivamente Taranto e Crotone. Nella prossima giornata le due siciliane si scambiano gli avversari, giallorossi a Crotone e Granata a Taranto. Sergio Colosi. Messina brillante e spietato, ma i problemi non si cancellano. Senza tifosi e società, Modica fa quadrato con i suoi giovani. Il vantaggio di Ardizzone stimola la reazione degli under giallorossi, che inaugurano la rimonta con un rigore inesistente, concesso da Mirabelle e trasformato da Luciani. La condizione fisica fa la differenza. Il Messina si salta in 5 minuti con i gol di Garofalo e Anatriello. Il Taranto non incide e Frisenna chiude il poker con la specialità della casa. Non è facile andare sotto di un gol dopo pochi minuti in casa, quando soprattutto comunque entri concentrato e sul pezzo, ma penso che la cosa importante che ha dimostrato la squadra oggi è che comunque, nonostante dopo aver preso la batosta, non ha mai mollato, ha continuato a giocare, a fare il proprio calcio, il calcio che propone il mister, e siamo riusciti a ribaltarla. Penso che il risultato è netto e meritato. Nel segno della rimonta anche la prima vittoria in campionato del Trapani, che incassa la rete di Kostadinov, ma la reazione porta la firma dell'ex giallorosso Zuppel e del solito Canutè dopo la traversa di Karic. Antonini rinnova la fiducia a Totò Aronica per il dopo Torrisi, mentre Messina e Trapani in classifica a 4 punti si scambiano gli avversari. Nel prossimo turno Peloritani ospiti del Crotone e Granata ancora in trasferta a Taranto. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.